Ragazzi di Generazione Non Stop, questa sera siamo al Moro a Palermo grazie a Luca Seminerio e non solo, è vero Luca? Sì, è normale che i ringraziamenti non vanno soltanto a me, perché tra l'altro non posso fare tutto questo da solo, numericamente ed economicamente. Chi vogliamo ringraziare per questa ringrazio serata? I miei soci, tutto il mio amichissimo Biagio Rizzo, che è diciamo uno dei... Che è lui Biagio. È uno dei padri del mercoledì notte a Palermo, tra l'altro come ti dicevo in un'altra intervista è il più bel mercoledì della città. Questa è una serata che è la continuazione del mercoledì universitario palermitano che facciamo durante l'inverno e continua nell'estate con questa bella location del Moro, una delle più belle location di Palermo. Luca è da poco che ha iniziato questa avventura assieme a lui, mi trovo benissimo, abbiamo fatto anche altre serate e continueremo quest'inverno con altre nuove location, ci sarà una sorpresa. Luca ormai è nella movida notturna palermitana. Sì. Da qualche anno mi avvalgo anche dalla facoltà di questa grande collaborazione che è Raffi Siracusa. Raffaele è un mio grandissimo amico, è il DJ ufficiale della nostra organizzazione, l'Upe Organization, che voglio ricordare. E poi ragazzi, mi raccomando, seguiteci sempre perché vi diamo soltanto eventi da numeri 1, Biagio. Bisogna guardare lì? Sì, guardiamo là. Ciao, Generazione Non Stop, noi siamo qua, voi siete a casa che ci state guardando. Lui si chiama Fabio Buccellato. La vita da DJ è bella, no? Si diverte. È bella, vedere come sono vestite le ragazze. No, questo no, però come non sono vestite. No, si diverte a proporre della buona musica, a farli divertire e far dimenticare per un po' i pensieri della vita, perché la discoteca secondo me è un ambiente sano per quello che mi riguarda. Poi bisogna che sia così da tutte le parti. Se vi do appuntamento, venite qua, veniteci a trovare. No, non fare brutti gesti, venite qua. No, nel senso venite qua. Ah, nel locale, cioè Palermo, venite a trovare. In console, venite in console a trovarlo. Lui è birichino, lui è un tipo, lui è un tipo tosto. Buon lavoro Fabio. Grazie Omar, ciao a tutti, ciao belli. Ciao. Questa sera siamo venuti al Moro a Palermo per intervistare Claudio Coccoluto. Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo con il DJ Claudio Coccoluto. Ciao Claudio. Ciao, come stai? Allora, io abitavo... Come state? Stiamo bene, ma hai mai suonato con questo caldo? A voglia, come no? Ah sì, dove? Ovunque, guarda, perché con questo caldo, così come a Palermo, a Mondello. Ma guarda, uno dei posti più caldi d'Italia, è incredibile da dirsi, è Jesolo, dove c'è una umidità terribile, perché in Laguna Veneta molto spesso c'è più umidità che caldo. Ti conosco da quando ai miei tempi abitavo a Bologna, avevo forse 8 anni e ho sempre sentito dire il DJ Coccoluto. Adesso quindi, così mi stai dando 50 150 cioè da sempre esiste il DJ Claudio Coccoluto, ormai sei un ideale, sei una leggenda. Un immaginario, una leggenda, sì. E vai, con gli insulti. No, ma è vero. Si chiama principio dell'insulto questo. Dell'insulto? No, scherzo. Perché si maschera un complimento e effettivamente... No, ma è vero, ho sempre sentito dire da quando ero piccolo DJ Coccoluto, quindi per me è un onore. Bene o male? Bene, assolutamente bene. E il tuo primo disco è stato un disco dei Rolling Stones, è vero? Sì, io sono stato sempre un fan dei Rolling Stones piuttosto che dei Beatles, lo confesso. Infatti c'era questa concorrenza allora. È chiaro. Cos'è per te la parola club? Suonare, quindi... Club principalmente... Che valore ha questa parola? Ecco. È un valore altissimo perché la mia cultura musicale è fondata sulla cultura del club. Il club è per definizione la parola inglese
un nucleo ristretto di persone che ha degli interessi in comune. Chiaramente in questo caso si parla di interessi musicali. È ovvio che è una dimensione che non si trova spesso. Nel tuo caso quindi tribal, underground, electro? Bella musica. Bella musica, semplicemente bella musica, perché la ricerca di un DJ si può racchiudere in queste due parole semplici. Hai mai pensato di dire oggi, ora basta, mi fermo? Ci penso tutti i giorni finché non mi torna la voglia di suonare un nuovo disco. E poi alla fine perché fermarsi? Non c'è motivo? No, ci si può fermare, ci si deve fermare quando non si ha più nulla da dire, perché comunque è un mestiere di comunicazione dove tu lo scopo principale è trasmettere come un'antenna alle persone che sono davanti a te delle buone sensazioni. È chiaro che si arrivi in un momento in cui la ricezione non c'è più ed è sicuramente un problema di chi trasmette, a quel punto bisogna dire basta. Vogliamo ringraziare Claudio Coccoluto. Io ringrazio Se voi. mi fai un saluto a Generazione Non Stop, è tutto tuo. Ma che genere di saluto potrei farvi? Vi potrei augurare di fare un'estate fantastica, di vincere la Coppa del Mondo che non hanno vinto i nostri nazionali, però è la Coppa del Mondo del vostro cuore, attraverso la musica che amate, qualsiasi essa sia. L'importante è che vi poniate rispetto alla musica in maniera pura, cioè lasciandovi trascinare dalla musica e non da quello che c'è intorno. Per Generazione Non Stop un ciao da Claudio Coccoluto, a presto. Faccio l'inquadratura! No, fuori onda! Ha messo appositamente un brano di 24 minuti e 50 secondi. Lui scherza, lui è un po' così. Minchia. Allora, stiamo registrando, vai. Dai!